Monsignor De Castello, noi volevamo chiederle questo, insomma, a una decina di giorni com'è un po' la situazione anche lì a Tokyo dove si trova lei, dove comunque le scosse continuano, dove la preoccupazione non è ancora cessata. Ecco, volevamo un po' capire com'è un po' la situazione, ecco, a 10 giorni da quanto è successo, ecco. Ecco, se da una parte, diciamo appunto, l'emergenza sta diminuendo un po', cioè le cose giorno per giorno si vedono degli elementi positivi, le scosse continuano, oggi sono state meno, ieri un po' più forti e più frequenti, oggi quasi nulla. Ecco, anche le notizie che vengono dai reattori cioè gli interventi stanno andando avanti e sembrano coprire un po' alla volta, anche se ecco non è tutto finito. Ogni tanto anche adesso guardavamo qui la televisione locale, c'è ancora del fumo che esce, hanno dovuto ritirare il personale, speriamo che sia una cosa che rientrerà poi sotto controllo ancora. Quello che adesso ci preoccupa un po' è rendersi conto di quanto grande sia stato il disastro del maremoto. Certo. Ecco, e la gente che è sotto le tende, la gente che non ha difficoltà perché manca il gasolio e la benzina, è razionata anche qui la benzina a Tokyo, ci danno quanto sui 10-20 litri a macchina quando uno va, e quindi uno cerca, e anche le comunicazioni di treni sono più rare, cioè più rare, sono diminuite circa, non so, adesso un 30-40% in meno dei treni. Comunque si continua, la vita qua continua. Certo. Quello che prende il cuore è un po' proprio l'immenso disastro che ha toccato quelle cittadine lassù. E avete avuto modo anche tra vescovi di incontrarvi, di capire magari quali interventi attivare o quali aiuti chiedere magari anche alle comunità internazionali poi con le quali siete collegati? Certo, ecco, io sono in contatto telefonico con loro, ancora, cioè io non posso distoglierli da loro. So che i tre vescovi delle regioni colpite si sono incontrati, sono stati lì un giorno o due appunto per fare una prima verifica e una prima decisione. In settimana tutti i vescovi del Giappone saranno qui a Tokyo e quindi sarà anche per me l'occasione di incontrarli e vedere, e lì sarà il momento di fare ancora un punto di una verifica più completa e decisioni da fare. Messaggi sono stati mandati, già il Presidente della conferenza ha chiesto a tutti di pregare ieri, comandando anche una formula di preghiere per tutti, la raccolta di fondi continua. Caritas sta avvolgendo, è sempre stata molto ben organizzata, anche con personale che parla e può rispondere bene in inglese, e quindi è là un po' che facciamo riferimento e per tutte le richieste che arrivano, quindi sono organizzati e sanno rispondere. E dopo aver raggiunto a Tokyo il nunzio apostolico in Giappone, il trevigiano Monsignor Alberto Bottari De Castello, ci spostiamo invece nella regione del Gotemba, nella prefettura di Shizuoka, dove raggiungiamo un padre missionario del PIME, padre Mario Bianchin. Padre Mario, la sua regione esattamente Gotemba si chiama, sì. È stata colpita in che maniera? Sì, dunque Gotemba si trova un po' alla periferia di questa grande zona che è stata colpita. Noi non siamo sull'Oceano Pacifico in modo diretto, siamo diciamo in una parte più protetta, la zona che guarda più al sud, non guardiamo verso l'est, non è vero, il paese non guarda verso l'est ma verso il sud in questa zona. E abbiamo sentito la scossa molto lunga e abbiamo capito che si trattava di un grande terremoto, ma non abbiamo avuto danni.
Sì. Senta, padre Mario, per quanto riguarda il pericolo che arriva dalla centrale nucleare di Fukushima, ecco, abbiamo visto che insomma anche lì si sta un po' sistemando la situazione per quanto si possa contenerla, insomma, perché alcune fuoriuscite ci sono state e si sta valutando ora insomma la gravità della situazione. Sì, sì, sì. Sembra una situazione no, critica, però appunto abbiamo da sabato mi pare sono arrivate notizie, le prime notizie che qualcosa si riusciva a fare, non è vero? Diminuire il calore all'interno di queste centrali nucleari, non è vero, che erano state danneggiate e altre cose. Sono notizie che vanno e che vengono. Questa sera c'erano ancora notizie, informazioni dettagliate sulle radiazioni e sull'effetto che possono avere per esempio nelle verdure, eccetera, e come comportarsi, ma erano sempre notizie di natura piuttosto per calmare, diciamo, gli animi, e non sembra che ci sia ancora niente di diciamo di grave, oltre a quello che è risaputo, insomma, ecco. Certo, il bilancio parla di 8.000 persone morte, ma ce ne sono insomma altre 12-13.000 disperse, quindi ancora purtroppo un bilancio definitivo non si può fare. Senta, padre Mario, ultima cosa, quello che ci stupisce sempre molto qui in Occidente è la profonda dignità di queste persone, il come hanno saputo reagire insomma a questa catastrofe, è davvero impressionante per noi. Sì, guardi, il Giappone forse è il paese unico al mondo che ha potuto sviluppare un profondo senso di appartenenza reciproca e c'è un grande senso di essere tutti insieme, per cui dipendono gli uni dagli altri e si impegnano gli uni per gli altri in una maniera davvero eccezionale. Per quanto riguarda poi invece diciamo la loro emotività, eccetera, e loro imparano fin da piccoli a non esprimere le loro emozioni quando fossero di peso agli altri. E allora cercano di trattenere il più possibile la compostezza, non è vero, e si impegnano, come dicevo, perché si sentono nella stessa barca. Grazie molte padre Mario, davvero, grazie per questa testimonianza. Arrivederci.